Ciao a tutti, oggi una ricetta siciliana facilissima ed estiva, il pesce spada all'eoliana. Potete fare allo stesso modo anche il tonno o altri pesci. Gli ingredienti sono pesce spada, pomodorini, sale, capperi, cipolla, olio extravergine di oliva, olive e prezzemolo. Innanzitutto affettare la cipolla a fette non troppo sottili, perché poi andrà caramellata sul fuoco. Tagliare a metà i pomodorini e tritare finemente il prezzemolo. La cosa importante è rosolare da solo il pesce spada con un filo di olio extravergine di oliva a fuoco molto vivace da entrambe le parti e poi unirlo in seguito al sugo. Ricordate che il pesce spada ha bisogno di cotture violente e veloci, altrimenti diventa asciutto e stopposo. Terminata questa operazione, aggiungere un goccio di olio extravergine di oliva in padella, un po' d'acqua, rosolare le cipolle fino a appassimento, quindi unire i pomodori. Quando i pomodori saranno già leggermente appassiti, aggiungere il prezzemolo, i capperi e proseguire la cottura a fuoco medio. Unire le olive e solo a questo punto aggiungere nuovamente il pesce spada al sugo. Mescolare ricoprendolo con un pochettino di olive e pomodori in maniera che si inondisca e sfumare se vi piace con un po' di vino bianco. Completare con prezzemolo tritato e qualche foglia di basilico. Cuoce per 2-3 minuti coperto ed ecco, il vostro pesce spada all'eoliana è pronto.